Ciao Giada, Ciao, per rompere il ghiaccio ti chiederei che lavoro volevi fare da grande? volevo fare o la paleontologa o l'artista. Wow, cioè, come mai? Mi piacevano da piccola un sacco i dinosauri, ma mi piaceva anche un sacco disegnare, perciò ero un po' indecisa. Cosa fai oggi? Oggi faccio l'animatrice 3D. Sento che ho bisogno di qualche chiarimento. Un'animatrice 3D lavora principalmente al computer, cioè concretamente, stai al computer e animi dei disegni altrui? Sì, allora, io concretamente sto al computer, non animo dei disegni, animo in realtà in maniera più particolare i modelli, Ok. che è un po' diverso, però sì. Io non so neanche cos'è un modello, cioè, nel senso, aiutami a entrare in questa cosa qua come se fossi, ci avessi 5 anni. Cioè, io voglio fare un cartone animato su noi che facciamo una chiacchierata. Cosa accade? Accade che c'è il character artist, che è quello che crea il modello, che crea quindi questa miniatura digitale, una piccola scultura che ti rappresenta, che mi rappresenta. E a quel punto il modello 3D del personaggio viene passato a una fase successiva, che è quella ovviamente di colorare, di texturing, e poi viene passato alla fase di rigging, che sarebbe l'aggiunta di uno scheletro con dei controlli a questo modello, perché l'animatore, cioè io, quello che va a fare è prendere il modello, ma va a muoverlo tramite dei controlli, tipo come se fossi un burattinaio. Un burattinaio. Esatto, Bello, è come se tu muovessi le statue, cioè ti danno le statuine e tu gli dai una vita. esatto. Beh, adesso mi è molto più chiaro. Sei sempre stata una persona creativa? Sì, fin da quando ricordo, ecco. Tipo sempre a disegnare, cioè... Sì, ero sempre a disegnare. Dinosauri, immagino. Ah, soprattutto quello. Cos'è il tuo dinosauro preferito? È il dilofosauro. Aiuto, cos'è il dilofosauro? Immagina un velociraptor con due creste sulla testa. La mia conoscenza di dinosauri si limita alla Valle Incantata, che però è un cartone animato, credo, più della mia età. Jurassic Park, il dilofosauro è quello che ha tipo la cresta che esce fuori dal collo. Ok, va bene, credo di averlo più o meno individuato. Da piccola eri più attratta dal cinema, dai videogiochi, cioè cosa ti ha rapito di questo mondo dell'animazione? Mi ha rapito sia un po' dalla parte del videogioco, ma soprattutto dalla parte del cinema. E il mondo dell'animazione quindi mi ha sempre affascinato perché, diciamo, me lo sento come, cioè me lo sento proprio nel cuore. Una cosa incredibile della crescita, no? I cartoni animati che ci accompagnano. Quali sono per te quelli a cui sei più affezionata? Ho molti film, ecco, a cui sono affezionata, e tra cui magari film 2D come per esempio Re Leone, La strada per Eldorado, ma parlando magari del mio campo come film 3D appunto Coco, Ok. oppure Ratatouille, e mi piacciono un sacco. Tra l'altro è uscito da poco il film K-pop di Moon Hunters, quello lì anche è stupendo. Perché tu giustamente dici 2D, 3D come se parlassi con gli adulti che sono le cose, invece per farmela semplice, il 2D è i vecchi cartoni. Esatto, i disegni in pratica. Ok, mentre invece i nuovi cartoni hanno appunto le statuine che sono animate. Esatto. Mi sento che sto facendo dei passi avanti. Senti, che futuro si era immaginata per te e la tua famiglia? Cioè, quando gli hai detto che volevi fare il 3D artist, cosa hanno detto? All'inizio sicuramente erano un po' dubbiosi, ma in realtà erano un pochettino intimoriti dal mio voler essere un artista, perché ovviamente quando tu dici mamma voglio fare l'artista, il genitore un po' si preoccupa da quel punto di vista, perché dice ma chissà che cosa farà nel futuro, chissà di che cosa vivrà. Però comunque mi hanno, nonostante tutto, comunque supportato nella mia scelta, e adesso infatti sono molto felici perché sanno che comunque, nonostante io sia lontana da casa, faccio comunque un lavoro che è richiesto comunque a livello internazionale, perché oramai tu guardi in qualsiasi film ci sono effetti speciali, ci sono appunto questa parte qua tecnica. Sono felici. In realtà poi cioè, nella mia infanzia non hanno mai avuto chissà che idee su quello che dovevo fare. Non Cioè, ti non hanno è che obbligato a volevano. fare l'avvocato? Esatto, cioè non avevano carta bianca su quello. So che tu poi hai studiato, fatto un master a Verona. Come hai Sì. conosciuto questa realtà che poi hai frequentato? Allora, devo essere sincera, è stato un po' casuale. Ok, come spesso nella vita. Sì, ecco. Infatti, in realtà non conoscevo molto questo campo, ma una sera mi ha scritto la mia attuale migliore amica, mi fa, guarda, so che a te interessano un pochettino queste cose, appunto, animazione, roba del genere, che ne dici di fare questo corso con me? E quindi mi ha mandato appunto il link di questa accademia, io l'ho guardato, ho detto, bello, voglio fare proprio questo, Beh, che quindi bello. sono partita per l'avventura. Migliore amica e consigliera di studi, mi sembra un'ottima abbinata. Assolutamente. Senti, quando hai preso in considerazione per merito e perché?
Allora, ho preso in considerazione per merito proprio quando sono andata in visita alla mia accademia. Sono andata a vedere appunto la sede ed è lì che appunto ne sono entrata a conoscenza. Effettivamente è stato un po' essenziale per la mia iscrizione, ecco. Quali sono stati gli ostacoli che hai dovuto superare nel periodo degli studi? Senz'altro pagare l'affitto. Anzi, in realtà la prima cosa è stato proprio superare la quota di iscrizione. Quella assolutamente, se no non andavo da nessuna parte. Però poi appunto l'ho utilizzato anche per l'affitto che era abbastanza importante. Sostanzioso. Sì, esatto. Avresti comunque frequentato il corso senza per merito, secondo te? Sì, perché comunque era una cosa che mi interessa, che mi interessava, però l'avrei fatto molto più tardi. Ok, più avanti. Esatto, perché avrei dovuto guadagnare abbastanza per poter entrare. Mentre tu adesso hai 23 anni, corretto? Sì, Quindi è stato un po' un tapirulan, esatto, sì. qualcosa che ha reso più veloce un processo. Assolutamente sì. Senti, c'è qualche traguardo fra quelli che hai già raggiunto nel tuo percorso che ti rende orgogliosa? Beh, sicuramente avere un lavoro alla mia età, qua. Quindi su quello sono molto orgogliosa, soprattutto per il fatto che sto facendo un lavoro che non è casuale, non è il primo che capita, ma è proprio un lavoro che mi piace. E perciò, diciamo, è un mio vanto il poter lavorare a una cosa che effettivamente amo. Poi immagino ti faccia sentire anche un po' autonoma, un po'... Assolutamente sì. Infatti sono felice anche appunto da quel punto di vista di non dover neanche chiedere un centesimo ai miei genitori, sono proprio indipendente da quel punto di vista. Lo consiglieresti? Assolutamente sì. Credo che oltre ai traguardi luccicosi dei successi sia importante anche pensare ai piccoli fallimenti. C'è qualcosa che invece hai percepito nella tua vita come un piccolo fallimento? Anche per non dare questa immagine patinata che tutto è fantastico e tutto... Non lo so. Cioè, può anche essere che non hai preso la patente, non è una roba Ok, filosofica quello sì, profonda. quello è un mio fallimento Ah, della ti ho vita. beccato? Non hai preso la patente. Però, cavolo, ormai è una cosa che vedo che è cambiata tantissimo. Cioè, una volta la patente era lo starter pack dell'adulto, mentre invece non è proprio. Io, ecco, diciamo, ho sempre dato il massimo a scuola, quindi non ho mai avuto effettivamente il tempo di studiare qualcosa oltre i miei studi. Poi, uscita da qua, mi sono subito iscritta a questa accademia e quindi anche lì ho fatto in realtà il master a Peschiera, perché una volta la sede del master era a Peschiera e lì non ci sono strade, quindi non puoi andare a studiare là e a Verona è molto difficile, ecco, soprattutto avere un'auto o guidarla in ogni caso, quindi è un po' messa lì da parte, quindi è un po' il mio fallimento quello, sì. Sei sempre stata molto studiosa? Ah sì, assolutamente. Ti piace? Allora, O è più dovere? Cioè, dipende da quello che studio, perché studiare per il mio lavoro, perché per il mio lavoro bisogna studiare davvero tanto, quello mi piace, però studiare matematica, quelle cose un po' più tecniche, no, quello no. ah, vedi però, quindi sei una persona curiosa? Sono una persona curiosa. Perché volevo chiederti se c'è qualche altra parola, oltre impegno, costanza e formazione, che sono tre elementi del tuo percorso che ti viene in mente, e forse appunto essere una persona curiosa potrebbe essere uno di questi. Essere una persona curiosa e soprattutto creativa, ecco, in questo campo poi aiuta tantissimo. Senti, facciamo un gioco. C'è qualcosa che vuoi dire alla te che andava alle superiori? Guardati Il Signore degli Anelli. Ah, bellissimo messaggio. Qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito in realtà sarebbe una mia saga preferita, che è Star Wars. Va bene, ma dicevo del Signore degli Anelli, quale preferisci? Quale preferisco? È molto bello il terzo dello Hobbit, però preferisco in realtà proprio il primo del Signore degli Anelli. Vabbè, devo dire che è giusto, è il punto di ingresso in questo mondo incredibile, quindi ci sta. L'ultima domanda che ti faccio è un po' la chiusura del cerchio. Ti ho chiesto all'inizio cosa volevi fare da grande, ti chiedo adesso cosa vuoi fare da più grande. Questo, Questo, il più a lungo possibile. il più a lungo possibile. E hai qualche progetto o sogno che ti piacerebbe coronare? Mi piacerebbe sicuramente andare in altri studi, Ok? magari all'estero in studi più grandi che appunto trattano di progetti un po' più corposi, esatto. Quello è il mio sogno, ecco. Impari a capire che potrebbe esserci una piccola passione per Star Wars. No? Sì, proprio piccola. Ci auguriamo di vedere il tuo nome nei titoli di coda di un film di Star Grazie. Wars. Grazie.